Siamo con Siria Menassi, attaccante del Brescia femminile al termine della partita terminata 1-1 con l'Hellas Verona. Partiamo dal tuo gol, che è stato quello che per mezz'ora ha tenuto avanti il Brescia. Prima partita da titolare, primo gol in Serie B. Raccontaci un po' le emozioni. Parliamo di cose positive, dai, le emozioni. Beh, sicuramente è una grande emozione, infatti ringrazio lo staff, le compagne e la società. E poi ti chiedo, invece della partita, gara in cui insomma avete avuto tante opportunità, avete colpito anche tre legni, poi è arrivato il pari nel finale, che partita è stata? Sicuramente meritavamo, infatti c'è molto rammarico per un pareggio nel recupero. Abbiamo creato tanto, forse dovevamo concretizzare un po' di più, però comunque è stata una bella prestazione. Arrivavate insomma alla scorsa partita da 5 sconfitte consecutive, poi avete vinto con l'Arezzo, oggi avete sfiorato la vittoria, anche con la Ternana avete giocato una buona partita, comunque sembra il Brescia una squadra in crescita in queste ultime uscite. Sì, sì, sicuramente, infatti già da domani penseremo alla partita di mercoledì contro la Roma. Venite a giocare di nuovo qui, giocate contro la Res, si gioca di nuovo fra 3 giorni. Come pensi che andrà questa settimana? Insomma, poi si gioca tra 3 giorni e si rigioca domenica di nuovo. Sicuramente dobbiamo lavorare al massimo e cercare di fare il meglio appunto in tutte e due le partite della settimana. Ti chiedo soltanto questo, una dedica in particolare per questo gol? Ce l'hai? Ma no, dai. Grazie. Siamo con mister Matteo Pachera, tecnico dell'Hellas Verona al termine dell'1-1 qui al Rigamonti di Brescia contro il Brescia. Che partita è stata, mister? È stata una partita molto molto difficile per quanto ci riguarda, anche perché sapevamo che incontravamo una squadra importante con delle qualità importanti in tutti i reparti e si è visto oggi perché il Brescia ha fatto un'ottima partita e ripeto è andata in vantaggio meritatamente e dopo siamo state brave noi a crederci fino alla fine, abbiamo trovato il pareggio sul rigore. È sembrata insomma una partita in cui siete riusciti a concretizzare poi l'unica vera disattenzione che il Brescia ha avuto dietro, perché Sondergaard si è trovata tu per tu col portiere proprio all'ultimo minuto, e comunque un gol che vi porta un pari che fa sicuramente morale per la partita fra 3 giorni col Chievo. Assolutamente sì, noi ci tenevamo a fare bene anche oggi, volevamo assolutamente la vittoria, però ripeto, sapevamo la qualità del Brescia e siamo andate anche in difficoltà, e soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio certe situazioni di gioco e alla fine abbiamo pareggiato, merito alle ragazze che ci hanno creduto fino alla fine e adesso cerchiamo di recuperare in questi 2 giorni e prepariamo il derby. La fatica sicuramente, insomma, dopo 26 giornate c'è tutta, adesso ci sono 2 partite, altre 2 partite nel giro di pochi giorni. Come pensi di lavorare in questa settimana, se si lavora soprattutto sulla testa o anche un po' sul recupero fisico? Ma soprattutto sul recupero fisico, lavorare a livello di allenamenti credo poco, visto che già mercoledì giochiamo, poi domenica, quindi è più un allenamento mentale e cerchiamo di prepararci bene già da domani e di dare tutto mercoledì. Ti chiedo comunque in conclusione se insomma, questa lotta poi alla fine per il quinto posto, perché è quello l'obiettivo che potete raggiungere ed è comunque un obiettivo importante, se facendo un bilancio di questa stagione fino a questo punto ti aspettavi questo, ti aspettavi qualcosina in più, i tanti infortuni forse vi hanno un po' penalizzato troppo? Diciamo che stiamo facendo un buon campionato per quanto mi riguarda, le ragazze stanno facendo bene, stanno dando sempre tutto negli allenamenti, sappiamo le difficoltà che abbiamo superato nel corso della stagione, visti tanti infortuni che abbiamo avuto anche importanti, quindi però tutto sommato insomma noi ci teniamo ad arrivare quinti, cercheremo di mettercela tutta e già da mercoledì. Grazie. Prego. Siamo con mister Nicolini, tecnico del Brescia, al termine del match contro l'Hellas, finito 1-1. Che partita è stata, mister? Credo che la partita l'abbiate vista, quindi non capisco questa domanda. No, ti chiedo un commento su quella che è stata la partita, cioè abbiamo visto un Brescia sicuramente più arrembante, tante opportunità, e è mancato poi solo nel finale quell'ultima disattenzione che ha portato al rigore
dell'Hellas, ma insomma Brescia che oggi No, se vogliamo partire dall'ultima cosa, diciamo che 2 minuti in più di recupero non ci stavano, quindi partiamo da quello. Partiamo da quello. La prestazione è stata una prestazione importante, di alto livello, contro una squadra molto forte, e la squadra ha creato tante opportunità, con una continuità di gioco importante. Quindi se vogliamo vedere le prestazioni, guardiamo le prestazioni, voi commentate, ma commentate nel modo corretto. la prestazione c'è stata, l'abbiamo detto, c'è stata con la Ternana, c'è stata la settimana scorsa, è una squadra in crescita il Brescia, oggi il risultato vi penalizza oltre misura, l'hai detto tu, ci sono stati quei 2 minuti in più nel recupero che sono stati assegnati, non è mancato nulla, è mancato solo quello secondo te, solo quell'ultima disattenzione a macchiare una prestazione No, perfetta. potevamo gestire meglio la palla sul calcio d'angolo invece di metterla dietro per una respinta loro, dovevamo tenerla vicino alla bandierina, la partita ormai era finita e lì ci vuole un po' di sana esperienza, un po' di malizia, cose che noi non abbiamo, ci mancano, perché i risultati passano anche da queste cose. Rimane il fatto che oggi noi giochiamo con 4 primavere in campo, una all'esordio ha fatto gol, quindi guardiamo queste cose, che sono le cose più importanti per la crescita del calcio femminile. Infatti quello che ti volevo chiedere è anche questo, ha giocato Menassi, è entrata Corbetta che è un'altra ragazza che ha ben figurato con la primavera del Brescia, queste sono sicuramente note positive, Menassi tra l'altro ha una buonissima prestazione, quasi come fosse una calciatrice di esperienza, in tante occasioni ha fatto risalire la squadra, sei soddisfatto da questo punto di vista? Sono soddisfatto perché abbiamo fatto giocare ragazze alla primavera, però anche loro si devono mettere in testa che devono crescere, devono migliorare. In prima squadra non si gioca come in primavera, si gioca in modo diverso, ma sono molto contento di aver dato questa opportunità a tutte, perché se lo meritano, stanno lavorando con noi da un po', lavoriamo per questo, lavoriamo per la loro crescita e questi momenti e passaggi sono importanti per loro, perché sicuramente in futuro rimarranno e le aiuteranno sicuramente a crescere. 26 giornate sono disputate, sicuramente la fatica si sente, questa settimana si gioca altre 2 volte, che lavoro c'è da fare in settimana, se è più sul recupero fisico o un po' sul recupero anche mentale dopo una partita del genere? No, sicuramente dal punto di vista fisico possiamo lavorare poco, perché giochiamo mercoledì e poi domenica, quindi dovremo sicuramente preparare le partite bene, ma io non dimentico che oggi noi raggiungiamo la matematica salvezza, obiettivo di inizio stagione che non è mai stato in discussione, un passo importante l'abbiamo fatto domenica scorsa, abbiamo dato una botta vera alla classifica per il raggiungimento di questo obiettivo, quindi queste sono le cose che dobbiamo vedere. Sicuramente nelle ultime 4 partite dobbiamo lavorare e cercare di migliorare ancora su tante cose, anche nella fase di finalizzazione, perché tutte le opportunità di oggi e fai un gol è veramente troppo poco, quindi lavoro da fare ce n'è tanto. Grazie. A voi. Siamo con Rachele Peretti, calciatrice dell'Hellas Verona al termine del match chiuso sull'1-1 contro il Brescia. È stata una partita difficile, ma partiamo dal finale perché hai dovuto calciare un rigore insomma abbastanza pesante al 95esimo e l'hai trasformato. Che partita è stata, Rachele? È stata una partita molto difficile, molto dispendiosa anche a livello fisico, sicuramente era quello che ci aspettavamo, perché sapevamo che comunque il Brescia portava una pressione alta, che giocavano bene a calcio, così è stato. Infatti in entrambi i tempi abbiamo fatto fatica a trovare anche una costruzione dal basso che ci aiutasse a sviluppare poi delle azioni nitide. Purtroppo ci sono partite anche così nel campionato, l'importante è non mollare, ovviamente le partite finiscono quando l'arbitro fischia, c'è stato il rigore, l'abbiamo realizzato e siamo contenti così per non aver mollato.
Insomma, c'è stata comunque concretezza, perché poi alla fine avete trovato la situazione più pericolosa nell'unica forse Sì. disattenzione difensiva del Brescia, e siete riusciti a capitalizzarla. Sì, sì, no, è stato sicuramente, erano un po' di minuti che cercavamo di attaccare forte l'area e è capitato questo lancio sui piedi di Sondergaard che sta brava a farsi largo tra i difensori, e è stata atterrata e c'è stato questo rigore, e ho cercato di tirarlo meglio che potevo, è andata bene. Ti chiedo, insomma, adesso a questo punto del campionato sono passate 26 giornate, la fatica, gli infortuni, si gioca 3 volte in 7 giorni e soprattutto si gioca un derby mercoledì. Come ci arrivate secondo te? Ci arriviamo allenandoci ancora questi 2 giorni che abbiamo prima della partita. Domani e dopodomani dovremo recuperare un po' le energie che abbiamo speso oggi, che sono state tante, sia per il caldo sia per il tipo di partita, come dicevo prima. Cercheremo di preparare al meglio, perché è un derby, perché è una partita importante, perché da qui alla fine vogliamo cercare di vincerle tutte. E niente, quindi siamo felici anche di giocare partite come queste, che sono belle da giocare. Ti chiedo come ultimissima domanda, oggi va in doppia cifra di gol, perché questo era il 10º, insomma le emozioni nell'arrivare a quota 10 in questo campionato? Sono molto contenta perché erano un po' di anni che arrivavo lì ma non riuscivo a far scattare la doppia cifra. Oggi ci sono riuscita, è arrivata con questo pareggio qui allo scadere, sono molto contenta. Chiaramente quando riesco ad aiutare la squadra con i gol sono super, super felice. Grazie. Grazie a te.